E stamane all'auditorium della sede della provincia di Venezia a Mestre ha avuto luogo l'incontro con il commissario straordinario Bortolo Mainardi sulle nuove ipotesi del tracciato della TAV. Hanno partecipato tutti i comuni interessati al progetto dell'alta velocità. Ha coordinato l'incontro la presidente della provincia di Venezia Francesca Zaccariotto, presenti anche l'assessore regionale ai trasporti Renato Chisso e i tre tecnici progettisti Carlo Comin, Donatella Fochesato e Michele Marzano. Sentiamo. Siamo finalmente arrivati ad avere un'altra ipotesi progettuale che spero aiuti di più le amministrazioni e i territori ad avere un quadro di comparazione, che era l'elemento più mancante che avevamo rilevato nella prima fase progettuale. Quindi io non lo so se questo è il progetto ideale, io so che oggi questa ipotesi mi permette di fare un confronto e quindi sviluppare un ragionamento che va ad individuare quelli che sono i punti di forza oppure di debolezza di due ipotesi. Fortemente coinvolti come territorio, sia per le sue dimensioni, per la sua importanza, ma come d'altra parte lo è Mestre e lo è Portuguaro. Io credo che anche San Donà si trova in un bivio, cioè o distrugge una campagna e quindi dei terreni produttivi, agricoli, senza poi arrivare ad un obiettivo preciso che era quello di poter fare le fermate al mare, o comincia a ragionare su poter utilizzare al massimo quella che è la linea ferroviaria che è sottoutilizzata e quindi poter potenziare quella linea e poter sfruttarla come dovrebbe essere, come avviene in altre realtà europee, credo che sia il primo punto. Dopodiché dobbiamo ragionare sul fatto che domanda è proprio opportuna l'alta velocità oppure abbiamo bisogno di treni che vanno più veloci di quelli che attualmente abbiamo?